Buonasera a tutti e bentornati all'approfondimento del lunedì sera. Questa puntata parleremo dell'importanza del dialogo tra cristiani e comunità ebraica. Infatti tra pochi giorni, il 17 di gennaio, celebreremo la 30ª giornata del dialogo cristiano-ebraico, una data significativa che arriva proprio poco prima della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Allora ne parleremo con gli ospiti in studio, ve li presento: Don Gian Emanuele Muratore, che è il delegato per la diocesi di Chiavari dell'Ecumenismo. Buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera. Abbiamo Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità ebraica di Genova, benvenuto. Buonasera. Martin Ibarra I Perez, pastore delle chiese evangelico-battiste di Chiavari e Rapallo, benvenuto anche a lei. E Franca Landi, che è il membro della Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo della Spezia. Buonasera. Iniziamo subito con Don Gian Emanuele Muratore a parlare della 30ª giornata del dialogo cristiano-ebraico, un'iniziativa che parte dal lontano 1990, è stata fatta anche tanta strada verso il dialogo. Sì, è stata fatta tanta strada, anche se per noi, parlando appunto della nostra realtà locale, penso alla nostra diocesi in particolare, questo è un po' il primo anno che desideriamo valorizzarla, ed è anche un po' il senso di questa trasmissione che abbiamo pensato appunto di dedicare a questo tema. Appunto io sono da un paio d'anni il delegato in diocesi per l'ecumenismo e anche il dialogo interreligioso. Dunque, dopo aver un po' ereditato una storia che è lunga qui dalla nostra diocesi, no? di lavoro, di dialogo in ambito ecumenico, quindi all'interno del mondo cristiano, da un paio d'anni ci stiamo aprendo un po' a questa dimensione più ampia del dialogo, diciamo, tra le religioni. Già l'anno scorso abbiamo valorizzato, e quest'anno anche, la giornata del dialogo cristiano-musulmano, sono già stati compiuti alcuni passi, abbiamo già alcuni contatti, e il desiderio era anche di valorizzare appunto questa altra giornata del 17 di gennaio, però per noi davvero una prima volta. E c'è anche un tema particolare per l'edizione di quest'anno? Sì, ogni anno si mette a fuoco in particolare un libro biblico che è parte, diciamo, integrante un po', no? della fede sia degli ebrei che dei cristiani, quello che noi chiamiamo il Primo Testamento. Quest'anno è il libro di Ester, e dunque un po' insieme, no? lo si conosce, lo si legge, lo si interpreta e ci si scambia anche un po' la ricchezza che dalla parola di Dio appunto ciascuno di noi ritrova. Certo. Più tardi dopo ne parleremo ancora e vedremo proprio nel dettaglio la particolarità del rotolo di Ester. Con il pastore Martin Ibarra andiamo proprio sull'importanza del dialogo e quindi anche della conoscenza, qualcosa che accomuna tutti i cristiani. Sì, il dialogo è l'incontro tra i diversi, che rimangono diversi e incontrano un luogo comune nel quale incontrarsi, dialogare. E per capire l'importanza del dialogo credo che occorra parlare del contrario, dell'opposto al dialogo, che è il monologo. Il monologo crea intolleranza, crea autoreferenzialità, a volte fondamentalismo o integralismo. È un pericolo da evitare perché i diversi si trovano in spazi comuni e si incontrano in interazione, e dunque ignorarsi a vicenda non aiuta alla conoscenza e poi all'interazione e alla collaborazione. E credo che è importante notare questo. Nemmeno Dio è impegnato in un monologo, anzi Dio ha dato all'essere umano la capacità di parlare, di rispondere. E la storia dell'umanità e del rapporto con Dio è proprio Dio che incontra, si rivolge agli esseri umani, parla, chiama. E è proprio lì, in questa chiamata divina all'essere umano a collaborare con Lui, nel curare la terra, trasformare gli esseri umani, l'umanità, in una sola famiglia. Credo che è lì, in questa chiamata, che noi incontriamo il fondamento del dialogo, e nel logos, nella parola. E
Pertanto il libro di Ester, per esempio, può essere un buon esempio di come si incontrano i diversi e leggono e si leggono qualcosa che ci legge, una storia che legge tutti noi, perché la storia di Ester è la storia della nostra vita. Oggi in particolar modo il dialogo è sempre più importante, è una necessità, potremmo dire che è diventato uno dei temi più attuali, visto anche quello che sta accadendo a livello societario. Sì, diciamo che il dialogo ci vaccina, crea anticorpi proprio contro l'intolleranza e la capacità di dialogo ci aiuta a prevenire l'insorgere di tutti questi rigurgiti che nella storia hanno provocato l'estraniazione, la persecuzione e nel caso dei cristiani la ferita che ci portiamo dell'antisemitismo come una colpa collettiva dei cristiani. Certo. E dunque questo è importante, il dialogo crea questi anticorpi. E dunque possiamo affermare che nel dialogo noi incontriamo proprio questa vaccinazione perché non torni mai più certo. qualcosa come quello che il secolo scorso abbiamo sperimentato e che c'è il pericolo che torni. Ecco, proprio visto questi riferimenti anche storici con Franca Landi, andiamo proprio alle origini del dialogo cristiano-ebraico per far capire anche l'importanza della giornata che ci stiamo preparando a vivere e quindi iniziare proprio anche per farlo capire alla gente quando è diventato importante iniziare a parlare di dialogo, quindi mettersi in questo cammino. Ecco, questa sera parliamo in maniera particolare di dialogo ebraico-cristiano, ma credo che tutti siamo d'accordo nel considerare il dialogo ebraico-cristiano la porta di tutti gli altri possibili dialoghi. La storia del dialogo ebraico-cristiano è una storia abbastanza recente, nel senso che purtroppo per molti secoli abbiamo assistito invece che al dialogo certo. appunto ad un'inimicizia che ha serpeggiato, molto spesso non così evidente, ma nella proposta delle teologie delle chiese. E quando noi parliamo di dialogo ebraico-cristiano, in genere abbiamo come punto di riferimento il Concilio Vaticano II, però dobbiamo pensare che il dialogo ebraico-cristiano è qualcosa che è stato preparato prima del Concilio Vaticano II. Basti pensare che nei primi anni del secolo scorso, intorno agli anni 20, già c'era la consapevolezza di ragionare, di riflettere su quelle che erano le radici teologiche dell'antisemitismo. C'era un antisemitismo che veniva praticamente, un antisemitismo teologico che veniva proposto nella predicazione, nella catechesi, senza la consapevolezza di quelli che potevano essere le conseguenze che poi purtroppo abbiamo visto dalla tragedia della Shoah. Certo. Nel 1926, tanto per dare un riferimento, nasce in ambito cattolico l'Associazione Internazionale Amici di Israele, che si pone il problema proprio di ragionare sulla radice di questo atteggiamento teologico antisemita, addirittura già con la proposta di una piccola riforma liturgica all'interno della liturgia del Venerdì Santo, a proposito appunto dell'espressione perfidi giudei, che sarà un'espressione che però poi verrà cancellata dal Concilio Vaticano II, ma già allora si aveva la consapevolezza dell'importanza anche delle conseguenze di un linguaggio. E a questa associazione aderirono da subito cardinali, vescovi, parroci, eccetera, però nel giro di 2 anni l'associazione venne chiusa, questa esperienza finì, però con l'impegno di Pio XI che tra altre cose sancisce la condanna dell'associazione, però appunto chiede che altrettanto venga condannato
l'antisemitismo come un male assoluto, insomma. E qual è stato secondo lei il momento di svolta? Il momento di svolta sicuramente è il concilio, questo sicuramente, però non possiamo assolutamente tacere sulle tappe precedenti, che sono tappe che riguardano soprattutto il movimento ecumenico che già portava avanti già la sua attività dalla fine dell'Ottocento, diciamo, e quindi una cosa che non riguardava soltanto il mondo cattolico ma anche il mondo evangelico, e soprattutto la figura di Jules Isaac, questo storico che vede la sua famiglia sterminata ad Auschwitz. Lui si salva per caso perché non è presente nella camera d'albergo dove era ospitato il giorno della deportazione della sua famiglia, e Jules Isaac prende come impegno il contattare la Chiesa cattolica proprio per mettere mano a quello che lui definisce, egli stesso definisce l'insegnamento del disprezzo, cioè il fatto che nell'affrontare i Vangeli ci fosse un'interpretazione e un linguaggio falsato rispetto al rapporto di Gesù con Israele e anche rispetto all'Israele stesso. Ed è per questo che appunto Jules Isaac prima tenta un incontro con Pio XII che non porterà frutti, e poi con Giovanni XXIII, e di lì nascerà poi Nostra Aetate, insomma. Certo. Ci arriviamo, adesso facciamo intervenire il rabbino capo della comunità di Genova, anche per dire che cos'è oggi l'ebraismo e come è cambiato, se possiamo dire così. L'ebraismo innanzitutto sono gli ebrei, quindi gli ebrei che vivono sparsi per il mondo, gli ebrei che vivono in Israele. Noi abbiamo in qualche modo una entità appunto di popolazione ebraica che è quasi equamente distribuita. Gli ebrei nel complesso sono circa 13 milioni, appunto la metà vivono nello Stato di Israele, la metà vivono in comunità in varie parti del mondo, vivono la loro identità, l'appartenenza appunto al popolo ebraico, sia dal punto di vista religioso, quindi come continuazione, come sviluppo della vita, dei valori e della pratica dell'ebraismo, lo vivono come appartenenza a una continuità storica del popolo di Israele, lo vivono come impegno, ricerca di vita, testimonianza di cultura, e certamente lo vivono anche come impegno di testimonianza rispetto alla storia drammatica che il popolo ebraico ha vissuto e che è un interrogativo che si pone costantemente all'identità stessa dell'uomo. In Liguria la comunità ebraica come è presente? In Liguria siamo presenti come sede di comunità a Genova, e poi ci sono nuclei che sono sparsi per la Liguria. Abbiamo una piccola sezione alla Spezia. È una piccola comunità, è una comunità anche composita, cioè sono ebrei sia diciamo locali, anche di provenienze diverse, e viviamo naturalmente le conseguenze della storia che c'è alle nostre spalle, che quindi la Shoah, quando ci si trova di fronte alla sinagoga o si entra all'interno della sinagoga di Genova, un grande edificio di culto costruito negli anni 30, quando la comunità era in sviluppo con oltre 2000 presenze. Oggi è una comunità di circa 300 persone. Abbiamo vissuto appunto la decimazione della Shoah, abbiamo vissuto le scelte di vita che hanno portato molti a scegliere la vita in Israele. Viviamo i problemi, la complessità della città, di una città in crisi, e tanto più lo viviamo naturalmente con gli eventi più recenti, e abbiamo anche una continuità anche di dialogo con la città,
anche per dare, diciamo, un senso che è proprio dell'ebraismo, di essere al tempo stesso un'esperienza di vita religiosa che coinvolge all'interno della comunità, ma anche un'esperienza di dialogo come parte dalla Bibbia, no? Abramo riceve il messaggio di essere un popolo, ma di portare la benedizione a tutte le genti. Quindi viviamo a volte anche con difficoltà, perché siamo sempre una piccola minoranza, quindi essere noi stessi con ciò che ci distingue, anche ci differenzia, e nello stesso tempo aprirci all'esterno, che sono poi anche i temi che vengono affrontati appunto nel libro di Estere, che è certo, l'oggetto di questa giornata di dialogo. Ecco, Franca Landi, lei diceva dell'importanza del Concilio Vaticano II, c'è un documento in particolar modo che scaturisce dal Concilio, che è la Nostra Aetate, 1961 una prima bozza e 1965 poi l'approvazione, quindi quest'anno saranno circa 54 anni. Però vogliamo spiegare l'importanza di questo documento. Sì, Nostra Aetate rappresenta davvero la svolta, in quanto praticamente questa svolta non riguarda soltanto il mondo cattolico, ma creerà poi a catena anche diciamo dei risvolti nell'ambito delle altre chiese cristiane. Come si arriva a Nostra Aetate? Parlavo prima appunto di Jules Isaac e dell'incontro con Giovanni XXIII, tra le altre cose un incontro favorito dalla figura di Maria Vingiani, che era la presidente del segretariato attività ecumeniche da poco costituito. Anche questa diciamo una realtà che si poneva come finalità la promozione del dialogo ebraico-cristiano. Appunto Jules Isaac incontra Giovanni XXIII e pone il problema diciamo della necessità di un cambiamento di atteggiamento nella predicazione e nella catechesi per riparare ai danni appunto che l'antigiudaismo e l'antisemitismo avevano creato fino all'orrore della Shoah. Jules Isaac si chiede nella sua riflessione come un'Europa fortemente cristiana avesse potuto permettere che la Shoah avvenisse. Giovanni XXIII rimane molto colpito da questo incontro, in cui Jules Isaac, tra le altre cose, presenta quei 10 punti che già a Seelisberg erano stati approvati da un consesso di teologi, di studiosi, e che poi andranno a costituire, diciamo, il nucleo teologico della dichiarazione. E quindi decide che costituisce una commissione all'interno del Concilio perché si affronti appunto il problema della relazione col mondo ebraico. Sarà un cammino, già il fatto che lei citasse il periodo, diciamo, di discussione di ben più di 4 anni fa capire che è un cammino complesso, un cammino sofferto. Si arriva a questa dichiarazione che non riguarda soltanto il rapporto col mondo ebraico, ma riguarda il dialogo interreligioso nel suo complesso, però diciamo il paragrafo 4 è il paragrafo che riguarda il rapporto col mondo ebraico ed è un po' il paragrafo centrale. Ci sono degli aspetti o delle frasi anche particolari da mettere in risalto, tanto ne vediamo alcune. Sì, allora teniamo presente, visto che qui abbiamo anche il rabbino Momigliano, siamo
consapevoli che il linguaggio usato sia ancora un linguaggio da purificare, da limare. Stiamo parlando appunto di più di 50 anni fa. Forse se oggi Nostra Aetate fosse scritta appunto oggi con l'esperienza di 50 anni di dialogo, forse avremmo superato anche alcuni, diciamo, alcuni incidenti, sì, che poi nel percorso, parole, sicuramente il linguaggio, no? E siamo ancora in un ambito di teologia della sostituzione. Siamo ancora nell'ambito della missione agli ebrei, cioè diciamo, del fine evangelizzatore rispetto al mondo ebraico, cose che attualmente sono poi state superate dai documenti successivi, dalla riflessione e dalla ricezione, diciamo, del documento stesso. Però c'è già la frase iniziale, poi naturalmente anche quella che sta andando in visione oggi, fa capire che la Chiesa si interroga al suo interno, cioè non cerca diciamo, sì, i motivi di diffidenza e di opposizione e di inimicizia rispetto, sì, al popolo ebraico al di fuori, no? Appunto vedo che scorre il testo della dichiarazione. L'occasione era quella di mettersi, come dire, in ascolto anche dell'ebraismo, quindi credo sia Giovanni Paolo II che ne parlava come di fratelli maggiori. Quella è una fase successiva, diciamo, al tempo del Concilio Vaticano II, diciamo questa consapevolezza forse non era ancora così, sì, chiara, però sicuramente Nostra Aetate dà il via alla consapevolezza che la radice del cristianesimo non può che essere nell'ebraismo, e quindi l'identità cristiana si va diciamo, definendo a partire dalla quella che poi anche il cardinale Martini ricorderà è la radice santa, no? Ecco, tra altre cose rifacendosi all'Apostolo Paolo e ad alcune definizioni che noi troviamo nell'Epistola ai Romani, per esempio, no? In cui appunto si ricorda come agli ebrei sia stata data l'adozione a figli, diciamo, la parola, e comunque sia stata stipulata un'alleanza non revocabile, non revocata. Questo verrà poi ricordato appunto da Giovanni Paolo II a Magonza negli anni '80. Però è un cammino lento, lungo, sì, in cui siamo ancora impegnati oggi. Ecco, proprio per vedere se è possibile fare un bilancio di questi 54 anni di cammino, ma anche le sfide, insomma, che questo cammino deve ancora affrontare, abbiamo chiesto un parere a Monsignor Ambrogio Spreafico, che è il presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo all'interno della CEI. Allora ascoltiamo questo contributo e poi ci ritroviamo in studio. I buoni risultati ottenuti in questi anni di dialogo e di cammino insieme, secondo lei, sono entrati però nella mentalità comune delle persone? Ma direi che è stato fatto un grande cammino in questi anni, un cammino che ha portato a una conoscenza reciproca maggiore, che ha portato anche da parte cattolica a una comprensione dell'ebraismo come una singolarità di rapporto con noi. Ecco, Gesù è ebreo, la storia dei patriarchi, la Bibbia, ci accomuna tanto a loro, nonostante ovviamente noi siamo diversi per la concezione della nostra fede, eccetera, no? Lo sappiamo. La visita dei papi alla sinagoga, gli ultimi 3 papi sono stati in sinagoga, sono gesti che hanno avvicinato molto le nostre comunità e hanno aiutato anche i cattolici, i cristiani a capire come diceva Pio XI, noi siamo spiritualmente semiti, cioè la nostra fede in Gesù Cristo morto e risorto è fondata e nasce all'interno della fede ebraica nel Dio unico. Lei in diverse occasioni ha parlato anche di amicizia. Dovrebbe essere questo, secondo lei, il fine, come dire, di questo cammino, l'obiettivo da perseguire ancora? Conoscenza e amicizia, no? C'è ancora troppa ignoranza anche da parte cattolica sul mondo ebraico, no?
e poi amicizia, perché il dialogo non è solo discussione all'interno di commissioni, ma il dialogo è anche relazione, anzi direi è soprattutto relazione. Nella relazione si costruisce amicizia e quindi ci permette all'altro di capire noi stessi e anche di costruire quel rapporto che ci permette di vivere gli uni con gli altri e non gli uni contro gli altri, come tante volte avviene anche nel nostro mondo di oggi. Quindi in questo senso l'amicizia è una chiave, direi, di lettura, di comprensione e anche di vita tra le nostre comunità. Effettivamente in molti aspetti della nostra società torna purtroppo un marcato antisemitismo. Questo la delude, la preoccupa? Mi preoccupa perché sono ancora tanti purtroppo i fatti antisemiti, ricordo gli ultimi qui a Roma, quelli che hanno strappato le pietre d'inciampo, che ricordavano 2 famiglie ebraiche sterminate nei campi di sterminio, ma ce ne sono tanti, penso sui social ci sono tantissimi attacchi antisemiti e razzisti. Questo non va bene, cioè io credo che noi dobbiamo contribuire insieme a costruire una cultura della reciproca conoscenza e a capire come in una società differente, di diversi come è la nostra, sempre di più noi dobbiamo abituarci a vivere gli uni con gli altri e non gli uni contro gli altri. Oggi questa società sembra più complicato viverla e proporla, ma io credo che senza questa noi non possiamo continuare a vivere nel mondo in cui siamo. Entriamo in studio, abbiamo raccolto quindi la preoccupazione di Monsignor Spreafico. Allora a maggior ragione chiedo al Rabbino Capo di Genova come sta leggendo gli avvenimenti in ambito sociale in Italia e non solo, con preoccupazione, con paura. Ma intanto è importante ricordare che l'antisemitismo non è una preoccupazione solo per gli ebrei, deve essere una preoccupazione per la società civile, per quelle che possono essere le conseguenze estreme, ma anche perché l'antisemitismo è sempre un sintomo di gravi malesseri, di forme negative con cui questi malesseri vengono affrontati o trovano delle valvole di sfogo in cui non si affrontano alla radice i problemi. Si manifestano degli sfoghi in forma emotiva, in forma violenta e quindi i problemi continuano a evolversi e possono colpire quindi poi i soggetti che possono essere varie minoranze, possono produrre una crescita di intolleranza, certo, di incapacità di stabilire dei rapporti di dialogo, di accoglienza. E quindi questi sono tutti problemi che poi nel particolare si esprimono appunto l'antisemitismo sia con azioni concrete ma anche con atteggiamenti che sono negativi, perché possono essere per esempio la negazione della memoria della Shoah, possono essere l'uso violento dei termini, possono riguardare anche la negazione dello Stato di Israele, cioè fermo restando naturalmente il diritto di critica, però a volte giunge a negare o a equiparare determinate le problematiche che si vivono in Medio Oriente con dei paragoni assolutamente inaccettabili rispetto agli orrori della Shoah. Quindi l'antisemitismo si esprime in varie forme e si associa appunto ad atteggiamenti di razzismo e di intolleranza che colpiscono vari settori e varie minoranze che sono presenti fra di noi. Un flash veloce anche col pastore Ibarra. Sembra che in questo periodo si stia vivendo quasi un calo di memoria rispetto a quanto accaduto nel recente passato e non solo, c'è preoccupazione anche per questo. Sì, la preoccupazione è che sta praticamente sparendo dall'orizzonte una delle basi costitutive della nostra Repubblica, che è l'antifascismo. E dunque qualunque tentativo di attraverso la violenza, che può essere anche verbale, ma che poi si trasforma anche in fisica, del non diritto di qualcuno a essere considerato un soggetto costitutivo di una determinata cultura. E dunque quando assistiamo, per esempio, a
una praticamente completa sparizione del discorso antifascista come la legittima base costitutiva del nostro attuale sistema di convivenza democratico. Credo che togliendo questo dalla nostra memoria, sradicando questo, c'è il pericolo che possiamo ritornare a forme di oppressione delle minoranze, che è proprio preannuncia proprio l'antisemitismo, il razzismo, dunque rigurgiti di una realtà che pensavamo scomparsa, ma che vediamo che può riaffiorare. Dunque per questo è importante inoculare degli anticorpi e dunque ritornare al discorso che non possiamo dimenticare da dove veniamo, e il passato deve essere ricordato e deve essere, attraverso il dialogo, deve essere una componente della nostra cultura, della nostra educazione. Insomma. E qual è secondo lei la causa? Proprio perché si sta dimenticando di questo? Nonostante anni appunto di dialogo, ma anche di incontri nelle scuole con le nuove generazioni, non è bastato forse tutto ciò? No, diciamo che il problema è un problema alla base. Dunque, diciamo, la memoria è debole e dunque quando noi perdiamo la memoria del passato e dunque riproponiamo modelli che in passato sono stati proprio la causa della distruzione della società civile degli anni precedenti il fascismo, della società liberale con tutti i suoi errori. Dunque noi inconsciamente, annullando la memoria e la storia, pensando che si può ricominciare da capo, diciamo, senza far riferimento alle questioni complesse, alla memoria, alla storia, togliendo agli specialisti la parola e dandola a improvvisati capi popolo, noi ritorniamo, distruggiamo la storia, distruggiamo la memoria e dunque siamo in pericolo tutti di ricadere in forme precedenti di convivenza. Franca Landi voleva aggiungere qualcosa su questo? Mi era piaciuto il riferimento che Monsignor Spreafico ha fatto all'amicizia. Non è una parola detta a caso, anche perché nel dialogo ebraico-cristiano la realtà delle amicizie è una realtà importantissima, a partire dalla prima amicizia che venne costituita in Francia proprio col presidente onorario Jules Isaac, e la nostra prima amicizia ebraico-cristiana di Firenze, che venne costituita negli anni 50 con l'appoggio anche dell'attuale sindaco di allora, che era Giorgio Lapira. Ecco, il fatto di concepire il dialogo ebraico-cristiano all'interno di un clima di amicizia non è una cosa per niente casuale, e la rete delle amicizie ebraico-cristiane si è sviluppata nel nostro paese anche a livello europeo, tanto da costituire una federazione delle amicizie ebraico-cristiane, e sono realtà vive che lavorano sui territori, non soltanto in relazione ai problemi del dialogo ebraico-cristiano, ma appunto volgendo lo sguardo al problema del dialogo culturale e interreligioso nel suo più ampio spettro, diciamo. Amicizia è proprio una bella parola, perché va molto al di là, il dialogo potrebbe essere fine a se stesso, invece amicizia fa capire proprio anche un desiderio, una volontà di condivisione. Allora, visto che siamo tornati sul punto di partenza, il dialogo, l'importanza anche della conoscenza, chiedo allora a Don Gian Emanuele Muratore, ad esempio in diocesi di Chiavari, se ci sono degli appuntamenti pensati proprio per favorire questo cammino. Sì, io dicevo all'inizio, stiamo muovendo i primi passi, no? E questi primi passi appunto si rifanno proprio un po' a queste due parole
che cito dall'intervento di Monsignor Spreafico, la conoscenza e l'amicizia. Ecco, pur essendo appunto nuovi, no, in questo cammino, ci sembra importante e anche bello favorire appunto momenti di conoscenza e di incontro che possa appunto davvero fare nascere una reale amicizia, dove la parola amicizia ha una densità particolare. A volte oggi questo tema lo si può ridurre, no? Paragonandola quasi ad un certo buonismo. In realtà credo che l'amicizia vera tiri fuori le qualità migliori, no? Anche spirituali delle persone. Ed è per questo appunto che abbiamo pensato un primo momento di conoscenza, una giornata di studio. Già l'anno scorso abbiamo proposto un appuntamento del genere sul tema in generale del dialogo. Quest'anno appunto vorremmo affrontare, lo faremo guidati da un maestro, il professor Anderlini, proprio la conoscenza dell'ebraismo, ecco, del mondo ebraico. Mi rendo conto ad esempio come anche dal punto di vista della formazione dei preti, a volte per colpe proprie, a volte anche per una impostazione anche degli studi teologici ancora forse arretrata, un po' manca questa conoscenza. E poi ecco l'altro appuntamento che sarà proprio 2 giorni dopo, a creare quasi un piccolo evento, no? A 2 facce, a 2 volti, la visita che faremo con tutti quelli che vorranno alla sinagoga ebraica di Genova. Sono stato recentemente lì, ho incontrato e conosciuto il rabbino Momigliano e mi sembra che appunto questa via, no, dell'incontro, della conoscenza anche pratica, della condivisione, dello scambio della vita e dell'amicizia sia altrettanto importante, no, della conoscenza. Quindi sì, avremo questi 2 appuntamenti, una giornata di studio sabato 23 febbraio e sarà bello perché la faremo nei locali della Chiesa Evangelico Battista di Chiavari e poi il lunedì seguente la visita a Genova alla sinagoga. Bene, ora ci interrompiamo e diamo il benvenuto in diretta telefonica il teologo Brunetto Salvarani. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, stiamo parlando dell'importanza, in questo caso, del dialogo cristiano-ebraico. Ecco, le volevamo chiedere quanto questa esperienza può essere anche paradigma, esempio per tutti i dialoghi. Ma indubbiamente il rapporto con l'ebraismo per il cristiano è alla base di ogni altra relazione, di ogni altro incontro. Questo ce ne siamo accorti recentemente, diciamo così, con il Concilio Vaticano II, con la dichiarazione Nostra Aetate, e a partire da quel documento che finalmente ci siamo resi conto che quella rottura iniziale, quella che il Cardinal Martini chiama il protocisma, sia stata la rottura quindi tra cristiani ed ebrei, sia stata alla base e per certi versi la causa delle altre rotture fra i cristiani nel corso della storia. E quindi recuperare un rapporto con l'ebraismo, con Israele, evidentemente fa molto bene anche al dialogo ecumenico. Quali sono però secondo lei le sfide adesso da affrontare dopo questi 54 anni dalla Nostra Aetate? Beh, sono ancora tante perché 54 anni sono ovviamente tantissimi nella vita di una persona, ma sono molto pochi se pensiamo che purtroppo abbiamo alle spalle 19 secoli di quello che Jules Isaac ha chiamato l'insegnamento del disprezzo, cioè noi chiamavamo gli ebrei dei fidi e purtroppo non abbiamo fatto nulla per estirpare l'antigiudaismo, che è uno dei tratti caratteristici per tanto tempo delle chiese cristiane. Quindi c'è molto lavoro da fare, ad esempio sul piano del linguaggio, per dirne una, dobbiamo abituarci a usare una lingua differente, una lingua più attenta, più inclusiva. C'è molto da fare sul piano dell'immaginario, ecco, ancora credo che ci sia molte considerazioni relative al fatto che il Primo Testamento, l'Antico Testamento, sia
per così dire, una Bibbia di serie B rispetto al Nuovo Testamento, mentre sarebbe molto importante tenere tutto estremamente collegato. E poi soprattutto c'è da, come dice Papa Francesco, c'è da camminare insieme e quindi c'è da incontrare. Prima sentivo appunto da Don Gian Emanuele che avete in previsione la visita alla sinagoga di Genova. Questo è importante per capire soprattutto che quando parliamo del rapporto con Israele non parliamo solo delle nostre radici, perché quando noi parliamo delle radici ebraiche del cristianesimo rischiamo di condannare gli ebrei a un ruolo di figure del passato, figure della memoria. Noi dobbiamo pensare all'oggi, dobbiamo pensare che Papa Giovanni Paolo II ha parlato dell'alleanza mai revocata, riferendosi a quella con Israele, e quindi in un qualche modo capire e sapere bene che la via che ha imboccato Israele, che imbocca l'ebraismo, è una via che conduce alla salvezza in maniera diversa rispetto alla nostra, e questo può stupire, ma questo è ciò che fortunatamente nel 1980 in un incontro a Magonza ha proclamato Giovanni Paolo II e ha aperto la strada a tutta una serie di riflessioni importanti. Ecco, le faccio arrivare il saluto dei nostri ospiti e vediamo anche se c'è una domanda dallo studio. Ecco, forse Franca Landi, docente di Ecumenismo e Dialogo. Ciao Brunetto. Ciao Franca, ben trovata. Grazie. Come mio maestro io viaggio sempre con i tuoi testi, no, ora sto scherzando, però ho tra le mani appunto uno dei tuoi ultimi scritti, appunto dei Iudeis, in cui nell'ultima parte tu parli di pietre d'inciampo. Mi piacerebbe, ecco, se riuscissi a sintetizzare, no, quali sono realmente questi ostacoli che ancora si pongono davanti sul nostro cammino, ecco, di dialogo. Sì. Beh, questo è importante, è importante che il dialogo non sia soltanto il dirci quanto siamo bravi e quanto siamo belli, ma tiriamo fuori anche i problemi, sapendo che ci sono dei problemi che non è detto che risolveremo in 448 o che risolveremo. Io vedo come grande pietra d'inciampo oggi la questione della terra, perché la questione della terra per quella che possiamo chiamare la teologia ebraica oggi è fondamentale. La terra nel senso della terra di Israele, Eretz Israel, e diventa quasi una precomprensione di qualsiasi ipotesi di dialogo. E noi cristiani, come dire, dobbiamo avere il coraggio di ammettere che non abbiamo la stessa concezione della terra. Noi, ricordo la lettera a Diogneto, noi siamo pellegrini nel mondo, siamo stranieri nel mondo e non abbiamo una terra particolare alla quale fare riferimento, e quindi apparentemente su questo noi non potremo mai trovarci. In ogni caso credo che sia importante avere il coraggio di tirar fuori i problemi e sapere che dialogare non vuole dire essere d'accordo su tutto, vuol dire rispettare la posizione dell'altro, e in questo caso noi dobbiamo rispettare la sensibilità ebraica, che appunto sulla terra è particolarmente forte, e anche mi auguro e credo e spero che gli ebrei rispettino il fatto che il cristiano ha una sensibilità diversa rispetto a questo tema. Questo è uno, poi ovviamente di pietre d'inciampo ce ne sono parecchie, e voglio ricordare, non so se l'avete fatto già, ma che c'è un problema serissimo di antisemitismo diffuso
che non va sottovalutato, che non va banalizzato, e purtroppo invece vedo che continuamente, non è solo un problema di curva sud, anche se naturalmente quello che succede tra alcuni tifosi nel calcio è significativo perché è rappresentativo di un clima, e io direi oggi un clima pericoloso, perché sembra che abbia sdoganato il fatto che la diversità è un disvalore, e questo è un problema serissimo, perché la diversità invece è un valore ed è la normalità della vita. Bene, grazie Brunetto Salvarani per la sua testimonianza e per le sue parole. Buona serata. Grazie. Grazie mille, buona serata a tutti e buon lavoro. Ciao, grazie. Bene, significative insomma le parole di Brunetto Salvarani. Noi ora ci avviciniamo alla conclusione, ma andiamo sul tema che è stato scelto, tema di riflessione della giornata del dialogo, vale a dire la figura di Ester, che è alla base di una festa ebraica molto importante, molto partecipata, la festa del Purim. Ecco, è una storia, potremmo dire, che ha degli aspetti quasi come una favola. C'è il primo ministro che vuole attuare quasi una sorta di genocidio contro i giudei, ma un progetto che viene sventato grazie proprio all'intervento della regina. Questo per fare una sintesi proprio in parole povere. Chiedo al pastore Ibarra di spiegarci l'importanza di questa figura, della figura di Ester. È per me un grande piacere parlare di Ester. Questo libro è importantissimo, è un libro di grande profondità simbolica. E tutto il testo, anche i nomi dei personaggi, rappresentano qualcosa. È un libro importante perché ha come protagonista la comunità della diaspora, e dunque si parlava dell'importanza della terra. È evidente che la terra è imprescindibile per chi è stato sparpagliato per tutto il mondo, e dunque finalmente ha ritrovato di nuovo la Eretz, la terra dei padri, la terra promessa da Dio. Dunque io, diciamo, su questo non vorrei entrare in polemica con Brunetto, ma diciamo è essenziale la concezione della terra, perché è il dono di Dio a Israele. Quello che è importante proprio che nel libro di Ester il protagonista è la diaspora, sono gli ebrei della diaspora. Mardocheo rappresenta un po' la vecchia sapienza che non ha più risposte, perché la comunità rischia di essere divorata da questo immenso mostro che è la diaspora, che è questa situazione di precarietà. E il genocidio minacciato non è soltanto il genocidio fisico, ma è anche il genocidio culturale, l'assorbimento della nazione, del popolo di Israele, la perdita dell'identità, del progetto divino che è stato dato a Israele. Dunque la minaccia del genocidio è molto complesso, e in questo libro abbiamo le strategie, la nuova sapienza rappresentata da Ester, dunque le strategie di sopravvivenza in un medio ostile dove si è sempre minacciati di genocidio fisico o culturale, cioè di scomparire. E per dare soltanto un dettaglio, perché non abbiamo il tempo di... poi il rabbino dirà molto meglio di me alcune altre cose, però un semplice dettaglio. Cosa sarebbe successo se Ester non fosse stata in grado di leggere? Cioè l'importanza delle donne come nella cultura ebraica come veicolo di trasmissione della conoscenza. E dunque è evidente che nella diaspora le donne in Israele hanno sviluppato un ruolo fondamentale, un ruolo proprio collegato alla sopravvivenza. E la storia di Ester evidenzia questo, come è stata conservare la memoria. Ester è orfana, Mardocheo non ha figli, dunque per lui si chiude
la possibilità di lasciare il nome. Dunque è un complesso molto simbolico e dunque è diciamo, questa nuova comunità della diaspora che, dando alla donna un ruolo fondamentale, almeno fino all'8° anno di età del bambino, di formazione, trasformando la casa in tempio, in luogo dove si conserva la memoria, dove si celebra la memoria dell'Eterno, delle opere compiute da Dio in favore di Israele. È proprio questo che ha permesso di sopravvivere. E in un certo senso possiamo anche dire che l'istituzione della festa, il Purim, le sorti, è proprio una lettera scritta da Mardocheo e da Ester a tutte le comunità di ebrei della diaspora per ricordare quel giorno in cui, come nei grandi giorni quando Dio è intervenuto nella storia per redimere, per salvare gli schiavi, per per consentire loro di avere una patria, un luogo, anche in questo momento Dio è intervenuto, la provvidenza di Dio è intervenuta per salvare, per redimere, per dare una speranza, un futuro al suo popolo. E dunque questo è motivo di grande gioia, la festa è la festa più festosa, diciamo, quando si consente anche di eccedere nel bere o una specie di carnevale. È veramente quando la potenza della vita esplode e dunque la vita preservata proprio da Dio attraverso strategie di sopravvivenza per evitare che questo grande mostro, questa balena divorasse il popolo di Israele. Ora facciamo intervenire il rabbino capo di Genova proprio sull'importanza della figura di Ester, del rotolo di Ester nella spiritualità e nella vita della comunità ebraica. Sì, è un testo molto interessante perché ha diversi livelli di lettura e, come ha espresso molto bene il pastore, c'è questa panoramica sulle difficoltà, i pericoli che vive una comunità ebraica nella diaspora dai tempi antichi fino ad oggi. Si prospetta una minaccia di sterminio che è motivata da un lato dall'identità religiosa di fede che Mordecai esprime, no? Il rifiuto di inchinarsi, quindi significa affermare tenacemente la fede in Dio. E poi c'è il rifiuto della diversità, dell'identità ebraica. Aman, il ministro che chiede lo sterminio del popolo ebraico, dice: questo popolo disperso, le cui leggi sono diverse da quelle di tutti gli altri popoli. No? Effettivamente, cioè quando la diversità, che certamente contraddistingue, no? Anche dice i giorni di festa sono diversi, mangiano diversamente, pregano diversamente, tutto vero. Solo che il passaggio è e quindi allora non possono vivere con noi. Questo è il passaggio che periodicamente purtroppo è tornato. Però poi, diciamo, la salvezza è anche interessante, come il racconto si sviluppa apparentemente seguendo un intreccio di eventi, di fatti che sembrano casuali, all'interno dei quali però il testo ci invita, ci sollecita a ricercare qualche cosa che va al di là dell'azione dell'uomo e che è un intervento di Dio che è nascosto ma che si fa ricercare. E poi c'è un'evoluzione anche nell'esperienza dell'identità ebraica, che parte appunto in fondo da un'esperienza quasi di nascondimento, di celare la propria appartenenza, la propria identità religiosa di popolo, per emergere poi proprio, in qualche modo il pericolo porta a galla invece una ricerca, una volontà di esprimere in maniera ancora più convinta la propria identità, tanto che nell'interpretazione talmudica gli ebrei che emergono da questo scampato pericolo ritrovano una fede ancora più forte di prima, che viene paragonata quasi come se fosse il nuovo dialogo con il Signore al Monte Sinai, come in quel momento il popolo
aveva promesso fedeltà, dice nuovamente il popolo scampato al pericolo di Aman rinnova con più tenacia la propria fedeltà a Dio. E quindi è, diciamo, è un'esperienza di fede che riguarda Israele, però è molto attuale, perché poi la difficoltà di intravedere un'esperienza, un dialogo con il divino nella nostra realtà è qualcosa che proviamo, e quindi questo testo ci dà anche una chiave per essere più sensibili, ecco, andare al di là di quella che è la realtà immediata, quotidiana, cercare qualche cosa che ci proietta anche in maniera più responsabile affrontare i problemi del nostro tempo. Ecco, questo evento di cui avete parlato doveva avvenire in un determinato giorno, in un determinato mese, e di cui si ricorda naturalmente la festa del Purim, che prende proprio le mosse da questo rito. Volevo chiederle di parlarci di questa festa, abbiamo visto anche prima delle immagini, le persone sono mascherate, che cosa avviene? Questa sì, allora è la festa, in effetti è veramente la festa più gioiosa, più allegra, però è scandita al tempo stesso, diciamo, attraverso i momenti di esperienza religiosa, perché c'è la lettura del testo, appunto questo testo viene letto alla sera, alla mattina della festa, ci sono i momenti, lo scambio dei doni, ci sono le attenzioni che devono essere portate verso i meno abbienti per renderli partecipi di questa festa, e poi ci sono i momenti gioiosi di condivisione della comunità e anche un riaffermare una modalità di vivere l'esperienza della fede come qualcosa che ci arricchisce di gioia, cioè non deve essere una gioia che si conclude in questo giorno, ma deve essere una gioia che entra dentro di noi e che poi si riversa anche negli altri giorni, negli altri momenti che magari possono essere più difficili, però sentire che nel sentirsi impegnati nella fede troviamo non soltanto la forza, ma troviamo effettivamente anche la componente della gioia che deve far parte della fede, non può essere avvertita con un peso, ma la fede si arricchisce attraverso l'esperienza della gioia. Ecco, abbiamo così parlato anche del tema di riflessione, quindi di quello che ci porterà alla giornata del dialogo cristiano-ebraico, e come dicevamo prima una porta, un'anticipazione della settimana di dialogo. E allora le volevo chiedere, Franca Landi, come si svolgerà la giornata del dialogo? Allora, la giornata appunto dovrebbe essere celebrata il 17, però noi in accordo con anche noi diocesi della Spezia, in accordo con la diocesi di Chiavari, abbiamo appunto concordato un evento comune che avverrà distintamente il sabato 19 a Lavagna, se non sbaglio, e la domenica 20 alla Spezia, in compagnia di una giovane teologa ebrea, Miriam Camerini. Miriam è tra le altre cose una cara amica che io e Don Gian Emanuele abbiamo avuto occasione di incontrare anche all'ultimo convegno dei delegati diocesani a Milano, ed è una studiosa di Bibbia, di Talmud e Midrash presso la scuola Pardes di Gerusalemme, quindi una donna che affronta lo studio talmudico, non è una cosa molto frequente, direi. Però Miriam, oltre ad essere una studiosa, quindi è anche un'artista. In effetti i suoi studi letterari hanno riguardato il teatro, si è laureata in lettere moderne con una specialità diciamo, nel linguaggio teatrale, e si cimenterà appunto a Lavagna e alla Spezia appunto nella presentazione del libro di Ester, in una sorta di lezione spettacolo, diciamo, in collaborazione con un musicista che suonerà sia la fisarmonica che il clarinetto. Ruben Vitali.
Come sì, Ruben Vitali. Esatto, Ruben Vitali. Credo che sia il modo migliore per onorare anche diciamo, la figura della regina Ester, che è appunto una figura femminile importante del racconto biblico, ed era giusto che fosse interpretata da una protagonista femminile, insomma. Allora, passo subito a Don Gian Emanuele Muratore, nella nostra diocesi, quindi 2 momenti di incontro nei prossimi giorni, sia per la giornata del dialogo cristiano-ebraico, sia per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Vogliamo vedere quali? Sì, certamente. Allora, per questa giornata, che ripeto per noi è un po' la prima volta che proponiamo del dialogo ebraico-cristiano, appunto, come diceva Franca, l'appuntamento è per sabato 19, sabato prossimo, nel salone sottostante alla chiesa di Maria Madre a Lavagna. Sarà appunto questo spettacolo conferenza attraverso il quale vogliamo conoscere di più questa figura biblica, e appunto anche ascoltando questa sera il pastore e il rabbino davvero appare molto affascinante, ecco. E poi ecco, l'altro appuntamento che citavi è quello ormai classico all'interno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. È un momento di preghiera appunto condivisa tra cattolici, protestanti, evangelici e ortodossi. Questa volta lo faremo nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari, il giorno, se non sbaglio, 25 gennaio, proprio a conclusione della settimana di preghiera, che di solito è dal 18 al 25. Quindi sabato 19 ore 21 Lavagna, venerdì 25 gennaio ore 21 a Chiavari, la chiesa di San Giovanni Battista. Esatto. Pastore Ibarra? Sì, chiariamo che è ancora sabato per noi, però alle 21, però è già finito il sabato ebraico. Bisogna rispettare, diciamo, certo, le persone osservanti, e dunque è già finito lo Shabbat ebraico nel conteggio delle ore, però è sabato per noi, ma diciamo non è più Shabbat. Benissimo, benissimo. Per questo motivo Miriam sarà a Levanto a celebrare lo Shabbat dal venerdì precedente fino al tramonto del sabato, e poi sarà facile raggiungere Lavagna. Se è possibile posso specificare anche data e orario dell'incontro certo. alla Spezia. Ecco, nella nostra diocesi lo spettacolo di Miriam verrà presentato nella sala multimediale di Tele Liguria Sud domenica 20 alle 15:30. E poi anche noi avremo un incontro durante la settimana seguente, il 24, presso la chiesa avventista ci sarà la preghiera ecumenica con la presenza anche del nostro vescovo e delle comunità cattoliche, evangeliche e ortodosse. Don Gian Emanuele? Sì, ci tengo appunto a sottolineare questa cosa bella della collaborazione tra le due diocesi, che nasce anche qua da un incontro, da un'amicizia che si è creata, e che continuerà. Franca, ci tengo a dire, già l'anno scorso e anche quest'anno guiderà un corso di dialogo sul dialogo e di approfondimento sul dialogo interreligioso che la nostra diocesi propone per la scuola di teologia Mater Ecclesia. Partirà proprio a fine febbraio, e l'anno scorso ha visto una presenza nutrita di persone, e speriamo appunto che questa esperienza cresca ancora, perché la sento e la sentiamo sempre più urgente un po' questa conoscenza in ambito ecumenico, in ambito interreligioso, che appunto colma un po' queste lacune di ignoranza che appunto, almeno per quello che vedo io, è ancora diffusa. Rabbino Momigliano. Sì, volevo ancora appunto fare anch'io così brevi considerazioni sull'importanza del dialogo, perché il dialogo ci fa incontrare, ci fa conoscere, però il dialogo è anche un momento, come dire, di riflessione ciascuno al proprio interno, cioè noi portiamo nel dialogo anche i frutti di quello che svolgiamo come lavoro all'interno delle nostre comunità, quindi anche un momento
per verificare quello che abbiamo e realizziamo al nostro interno rispetto a quello che portiamo all'esterno. E il dialogo è anche il momento in cui insieme ci confrontiamo su quali campi e su quali argomenti possiamo lavorare insieme rispetto al mondo che ci circonda. Quindi voglio dire, il dialogo ha diversi campi di utilità che sono nel confronto reciproco, nell'interno e nel guardare all'esterno come le voci delle religioni possono essere importanti, costruttive, portare una parola e un esempio positivo. Prima di chiudere c'è una domanda da casa, quindi ve la rivolgo. Buonasera, scrive un telespettatore: cosa si potrebbe fare per avvicinare i giovani al ricordo di un evento delicato e tragico come l'Olocausto? Quindi cosa poter fare oggi? Chi vuole rispondere? Ci vuole un'altra trasmissione. In un flash veloce che cosa si può dire? Iniziative ce ne sono, però le iniziative sono molte, però credo che il problema sia quello di una formazione permanente alla diversità, al rispetto della differenza e anche alla conoscenza della propria identità. Non si può dialogare se non sappiamo chi siamo. E io credo che la grossa sofferenza dei nostri giovani possa essere anche questa, quella di non avere chiarezza nel frastuono del mondo circostante, ecco, non aver sempre una rigorosa chiarezza della propria identità. Quindi almeno io credo, personalmente il dialogo mi ha dato questa ricchezza, mi ha spinto a fare chiarezza nella mia identità e in questa maniera pormi nella verità nei confronti degli altri. Il dialogo non può mai essere una cosa anacquata, una cosa di mediazione, e quindi per dialogare bisogna sapere chi siamo per prima cosa. Dobbiamo lavorarci. Pastore? In alcune nazioni la negazione dell'Olocausto è un reato. Io credo che è molto importante, so che il rabbino Momigliano guida dei gruppi che vanno per esempio ad Auschwitz. Io quando ero più giovane mi dedicavo un po' a collaborare con l'IRSAE della Puglia, abbiamo anche organizzato dei viaggi delle scolaresche ad Auschwitz e ad altri campi di concentramento, dove è importante confrontarsi con la verità. Noi viviamo un tempo in cui la verità sembra scomparsa, adesso ci sono le verità alternative, diciamo, e dunque confrontarsi con la verità significa visitare anche i luoghi della sofferenza, cioè quello che alcune parole hanno provocato avvelenando l'animo, il veleno del serpente che ha provocato questa immane sofferenza, diciamo, è stata rassa a suolo, distrutta, eradicata una cultura antichissima, tutta la cultura Yiddish di tutte le nazioni orientali, milioni di esseri umani, 2 milioni di ebrei polacchi sono stati sterminati, sono rimasti in vita 40.000. Cioè negare questo è proprio non capire che si può tornare. Certo. E in questo caso non ci sono più ebrei, e allora chi sarà la vittima? Saranno questi ragazzi africani, saranno gli zingari, e dunque è importante proprio confrontarsi con la verità, e non c'è luogo migliore per confrontarsi con la verità che i luoghi della sofferenza, dove c'è la memoria nella terra, la memoria della disperazione, del dolore. È un luogo che i nostri ragazzi potrebbero visitare senza andare ad Auschwitz, si potrebbe andare a Calvary, e dunque certo. Qui nelle ridenti rivere del Tigullio c'è stato un campo di concentramento dove sono stati concentrati gli ebrei del Tigullio, le donne e gli uomini ebrei, e sono stati poi portati a Milano, da lì condotti ad Auschwitz, e nessuno di loro è tornato. Dunque questa mutilazione del paesaggio, della vita
civile di questa zona deve essere ricordata, riproposta. E direi andiamo tutti a Calvari, diamoci appuntamento l'anno prossimo a Calvari, portiamo i ragazzi, io porterò i ragazzi della nostra comunità, tutti i ragazzi, tutte le ragazze, i giovani, i catechisti, quelli che fanno il catechismo, perché si veda e si senta in un luogo della sofferenza cosa succede quando si dà spazio a certi discorsi e a certi atteggiamenti e poi a certi comportamenti. Chiedo al Rabbino Capo, prima di chiudere, un parere su questa domanda relativa ai giovani. Sì, allora penso questo, che ci sono delle iniziative molto importanti come appunto le visite ai luoghi di sterminio, che naturalmente sviluppano il sentimento e la sensibilità, che è importantissimo. Altrettanto importante è sviluppare la conoscenza della storia, cioè l'antefatto, le radici storiche, ideologiche dell'antisemitismo, e poi sollecitare, cioè in qualche modo questo dovrebbe portare alle coscienze a sentire che il livello morale della nostra vita deve crescere, cioè che la memoria deve portare a una crescita, a un comportamento etico di rispetto, di aiuto, di solidarietà, altrimenti la memoria rimane qualcosa soltanto di teorico, cioè esatto. si mantiene il ricordo, ma questo ricordo poi non si realizza nella vita. Questo, il problema è di come far sì che questa memoria diventi un imperativo etico che fa parte della nostra vita quotidiana. Bene, grazie, siamo in conclusione, grazie per averci portato la vostra testimonianza e di aver approfondito il tema della 30ª giornata del dialogo cristiano-ebraico. Quindi ringrazio Franca Landi, il pastore Martin Ibarra I Perez, il rabbino Giuseppe Momigliano, don Gian Emanuele Muratore. Con il Direttamente Su ci ritroviamo lunedì prossimo, quindi grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.